Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Boatto di Agrifondo Veneto e Friuli Venezia Giulia e questo è Esperti in Campo. Oggi andiamo a vedere come è veramente in campo l'attività dei nostri tecnici, dei nostri periti, su una situazione reale. Siamo qui, alle spalle abbiamo un vigneto con dei danni sia da grandine, ma in questo caso anche danni importanti da peronospora, e siamo venuti a periziare in prossimità alla raccolta proprio per vedere l'effettivo danno che l'azienda avrà nel momento poi del mancato reddito in fase di raccolta. Ecco, importante anche in questo caso la tempestività del perito in prossimità, come detto, della raccolta e nella stima del danno, sia nella quantificazione ovviamente del danno da peronospora e quindi dalla fitopatia di cui i fondi mutualistici tendono a dare integrazione al reddito, sia anche ovviamente in questo caso del danno da grandine presente, che è stata una delle cause principali e scatenanti che poi ha stimolato e ha avuto un effetto ancora più distruttivo sul prodotto in campo. Ecco, in questo caso siamo anche con i nostri tecnici Mario Gianelli, che siamo a fare un'attività anche di verifica e di controllo sull'operato del perito, proprio per dare ancora più importanza all'attività dei fondi nella verifica e nel controllo delle perizie nel nostro territorio, ricordo sia in Veneto sia in Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo l'importanza dei fondi mutualistici non solo nel pagare i danni da fitopatie fungine come peronosporo, idio e botrytis, ma anche i danni quali maldellesca e flavescenza. La soglia è una soglia comunitaria del 20% per prodotto comune, quindi ovviamente deve essere interessato tutta la realtà di quel comune dell'azienda. Ecco, molto importante che l'agricoltore faccia denuncia tempestiva. Ormai siamo alla fine della campagna, questa azienda, in questo caso abbiamo Incrocio Manzoni, procederà a breve nella raccolta del prodotto e quindi siamo in scadenza. Però anche per i prossimi anni, vi ricordo a tutte le aziende, ecco, seguite anche i bollettini che fa il consorzio di difesa e anche fate una segnalazione tempestiva della denuncia per permettere ai periti di uscire per una perizia in tempo utile per la quantificazione. Un ringraziamento e da Agrifondo Mutualistico questo è tutto.